Buongiorno a tutti, che sono le frasi di rito. Dove sono un po' bassa bisogna che mi metta di traverso, scusatemi perché se no non vedo nessuno. No, va bene così, grazie. E niente, io non ho preparato una presentazione perché immaginavo dovessi testimoniare e come tale magari rispondere a delle domande dopo aver raccontato brevemente che cosa abbiamo fatto noi nella nostra azienda con l'utilizzo degli psicologi. E brevemente vi dico che già nel dicembre 2010 abbiamo accolto le linee guida che ci sono state appena presentate dalla dottoressa Pittarello, dove veniva valutate in maniera preliminare dall'RSPP aziendale le varie aspetti che potevano causare lo stress direttamente, rumori, polvere. E il nostro è un lavoro dove ci sono tutti i rischi che potete immaginare, perché è una fonderia di ghisa, quindi dal fuoco, dal rumore, dalle polveri, movimentazioni merci e quant'altro, è esistente. E così io da Quito mi aspettavo di trovare una situazione di stress piuttosto forte a queste cose. Infatti tutti questi input davano comunque, nonostante la mitigazione che le nostre prevenzione, il nostro servizio prevenzione avessero portato, avevano dato un'indicazione di rischio da stress medio, il che veniva considerato dal medico aziendale e dal nostro RSPP piuttosto buono. Questo però ci ha spinto ad effettuare test, a somministrare, come dite voi gli psicologi, esatto, io ce l'ho in casa, infatti ho chiamato la mia figlia, che ai tempi era una laureanda del triennio, a dire di confrontarsi con l'RSPP, il medico aziendale e con quanto potesse trovare in internet o con qualcosa, per poter costruire dei test ad hoc con le nostre particolari operazioni lavorative, proprio anche la differenza fra quelli che sono nei forni o gli impiegati che sono in un ufficio, perché ovviamente non puoi valutarli allo stesso livello. E ne abbiamo fatto questi test che sono stati somministrati il aprile del 2011 con la difficoltà prima subito importante della lingua, okay? Della lingua e del livello culturale. Quindi poter mettere dei test a delle persone che non capiscono neanche l'italiano è chiaro che non ha assolutamente nessun senso. E anche ove fossero italiane, magari una comprensione di frasi e parole che non riuscivano neanche a leggere. Ecco. Quindi sono stati in quel momento aiutati dagli addetti alle risorse umane del nostro ufficio, e qui rispondo alla dottoressa Donazzana, nel nostro caso sono ragazze impiegate che rilevano straordinari, certificati, fanno tutto il lavoro amministrativo e preparano le circolari. Potrei parlare anche su come esporre le circolari per gli stessi problemi di cui prima, di comprensione che li legge nelle bacheche, perché devi arrivare a fare i disegnini se vuoi che ti capiscano molto o metterli lì proprio stampati qua. Detto questo, il test comunque con questi aiuti si è concluso con una relazione, una valutazione fatta appunto sempre a 3, RSPP medico e la psicologa in erba, ed era avvenuto che il rischio veniva considerato piuttosto basso. Siamo stati soddisfatti, abbiamo preso per ogni reparto appunto con le sue tipologie, magari abbiamo accentuato e portato dei miglioramenti ma più che altro era di percezione piuttosto banale, non parlavamo proprio di stress. Livello le scarpe, per dire, scarpe più comode o mensa con quantità di cibo maggiori. Abbiamo ripetuto lo stress, il test nel novembre 2013. A quel punto è stata fatta, dietro mia specifica richiesta e con una psicologa già progressa, con già il biennio ad hoc, di disegnare, di fare delle colloqui individuali
su un campione di 118 operai, solo operai. È stata una cosa piuttosto impegnativa, lasciandoli liberi con la solita clausola dell'assoluto anonimato e della franchezza che potesse essere, di spaziare e di parlare apertamente. In alcuni casi i colloqui hanno avuto una decina di minuti, in altri sono andati avanti per oltre un'ora. Anche qui il problema della lingua col faccia a faccia era stato molto molto minore. Sicuramente il livello, e qui mi permetto di dire che le reti possono essere un po' difficili un telefono perché presumono una scolarità, un'istruzione e una cosa molto maggiore che rispetto al contatto fisico, perché il linguaggio del corpo, le esitazioni o quant'altro, le domande possono essere molto significative. Quindi quello che è emerso comunque è una fotografia che è stata, a mio giudizio, molto positiva. Lo è stato anche per il servizio prevenzione interno. E dimenticavo, uno degli scopi nascosti di questa cosa era il voler avere una conferma. Io chiedevo una conferma del livello della valutazione del capo reparto da parte degli operai in particolare. Abbiamo fatto il test solo agli operai in questo caso nel 2013 e per vedere quanto il capo reparto, e tipicamente i nostri caporeparti sono l'evoluzione di un bravo operaio, fosse in grado di gestirli, di insegnarli e di fare tutte quelle richieste che nel tempo richiedono delle skills e delle comprensioni da parte dei capi reparto molto elevate. Parlo della manutenzione delle macchine, dei DP, della protezione dell'ambiente e quant'altro. E lì si sprecano i corsi che si fanno su queste cose. E è venuta ancora una conferma di quello che poteva essere la mia percezione. Poi utilizzi e quindi presumo che lo ripeteremo magari a fine 2015 o inizio del 2016. Mentre per gli impiegati nel 2013 c'è stato a gennaio-febbraio del 2014 in un corso di aggiornamento, quelli sempre per devi stare al computer non più di un'ora, devi girare il collo e tutte queste solerti amenità, e c'è stata una psicologa che io non conoscevo neanche, reperita dal mio RSPP, che invece ha raccolto dei disagi che si erano manifestati negli impiegati, tipicamente una non chiarezza nel ruolo, una insoddisfazione magari del capofunzione o quant'altro, che è stata riportata e assolutamente aggredita in una riunione plenaria di tutti gli impiegati, dove abbiamo detto il vostro livello di comprensione, gli impiegati ovviamente sono tutti italiani e hanno una scolarità più elevata, e presupponeva che con tutto quello che vi diciamo, condivisione eccetera, più la presenza di una casella delle lettere anonime con segnalazione all'ODV, e l'ODV immagino che sappiate in relazione alla 231, l'organismo di vigilanza, quindi con garanzia di anonimato o qualcosa potevano essere fatte, senza contare che c'è scritto sul mio ufficio porta aperta per tutti, il mio cellulare è questo, in qualunque momento siete aperti. Quindi è stato immediatamente affrontata e chiarita certe percezioni comunque, che io dico tipicamente venete, scusatemi, della ciaccola imperante, sì, e che abbiamo parzialmente risolto proprio con una riunione unica, eccetera. Questo non toglie che comunque ho provato a meditare e dire se non era il caso di valutare un coaching ad hoc per il mio gruppo dirigente, cosa che ho selezionato fra voi a Verona, che mi era stata riportata da un nostro cliente, una società che viene usata da più di 10 anni, e l'ho provata di prima persona, perché anch'io ho bisogno delle volte di capire se sono nella giusta direzione, cosa faccio, se so gestire o motivare le mie persone, se sono un buon capo o quant'altro. Premetto 245 persone dipendenti, abbiamo 51 milioni di euro di fatturato e abbiamo fatto una crescita piuttosto veloce nell'ultimo periodo.
E nessuno ti insegna a fare il presidente nell'amministratore delegato, nessuno ti insegna, e non ci sono scuole che io sappia, a quello che vuol dire calarsi nella realtà di tutti i giorni e a dover confrontarsi con etnie diverse, mondo diverse e magari anche in un mondo tipicamente maschile, ma questa è un'altra storia. E quindi ho provato in prima persona il coaching, 2 giornate con 2 donne diverse, e devo dire, e ho detto sì, mi hanno dato di nuovo una certa carica, una dose di fiducia in me stessa, autostima, e quello che probabilmente in quel momento avevo bisogno. E quindi ho deciso di farli venire in azienda e di farli fare un corso relazionale a 6, capo acquisti, capo dei 2 commerciali precedenti, ufficio tecnico, qualità, che sono le cose, e il direttore organizzativo, le cose principali di un'azienda. C'è stata una persona che non si era vista nella relazionale e mi ha detto appunto: è una punizione o un premio quella riunione che c'era? Ecco. E quindi è vero, ci sono tutti questi aspetti, ed era semplicemente una dimenticanza nell'agenda condivisa. Ed hanno fatto questo primo incontro, un secondo con il metodo DETA, voi sapete che cos'è, io lo avevo appena scoperto, e come formare dei team di lavoro. Mi hanno spiegato che era un sistema usato dall'esercito americano per formare le squadre della seconda guerra mondiale, per mettere il capo e tenente o quant'altro. Hanno fatto questo corso e da lì mi hanno detto come avevano valutato il mio gruppo dirigente, e anche lì sono stata contenta, perché bene o male i loro caratteri, gli elementi caratteristici della loro professionalità e del loro carattere non li avevo sbagliati, perché il carattere, la permolosità, il non sapere trainare, il non saper essere gruppo è fondamentale. E quindi hanno cominciato un percorso individuale che sta andando avanti ormai da 3 mesi. Uno di loro l'ha preso come una fatica enorme stare 5 ore seduti a tu per tu, legato, a dover fare degli schemini o delle cose, perché una persona che più di 10 minuti un argomento non lo tratta, un altro magari in qualità bravissimo a prendere un pezzo, a capire la consistenza della ghisa, ma non capace di trasmettere assolutamente niente ai suoi tecnici di laboratorio o quant'altro. Quindi stanno facendo questo percorso, è molto faticoso per loro, ma spero che li porterà a ragionare tutti con una stessa metodologia conforme e a lavorare insieme senza avere: io sono più bravo di te, nell'organigramma tu non puoi dire questo. Ecco, questa è la cosa principale. Poi in che cos'altro abbiamo fatto? D'accordo, qualche curriculum vita che viene girato, non so, per consiglio a mia figlia, che devo dire 2 che gliel'ho sottoposti, 2 mi ha azzeccato gli elementi salienti, quindi anche in questo caso devo dire che gli psicologi funzionano. E cos'altro ne abbiamo? C'era un appunto in qualche altra parte che abbiamo usato gli psicologi, ma non mi ricordo, scusate, dovrei leggere. Se volete farmi qualche domanda. E poi volevo dire che chi chiama uno psicologo come imprenditore, penso sia già un imprenditore illuminato, o disperato totalmente che non sa più che pesci votare, ma non credo che verrebbe da lei, andrebbe da un fiscalista, da un commercialista. Io penso che sia già uno illuminato, penso di sì, ecco, che abbia già una visione. E il capitale umano, ancora, penso che un imprenditore... Come? Non è così? Scusa, no, ho chiesto il... E l'altra cosa è che il capitale umano è il maggiore investimento di qualsiasi azienda, l'imprenditore. Non esiste niente dove tu puoi investire di più. Su questo qualsiasi imprenditore, secondo me, con un po' di sincerità forse, perché in fondo lo deve sapere, se non investe nel capitale umano non ha speranze.